Penso che sia una delle cose più belle di questa campagna elettorale, questa sfida in Veneto, questa sfida a Vicenza e in Veneto per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento che la Lega in particolare, ma anche Forza Italia, hanno tenuto di far cadere il governo Draghi, che stava facendo bene, stava lavorando bene. La sfida di Letta qui a Vicenza è iniziata ieri a Torri di Quartesolo nel primo appuntamento del suo tour che oggi lo ha visto impegnato a Valdagno nel distretto della Concia, una candidatura, Enrico Letta è candidato come capolista alla Camera nel collegio di Vicenza, arrivata come apripista per le amministrative 2023 che ci saranno in città. È uno dei motivi della mia candidatura qui è anche questo, noi vogliamo scommettere sul Veneto, il Veneto che ha eletto Giordani e Tommasi, quindi in due città fondamentali del Veneto quali sono Padova e Verona, e l'anno prossimo c'è Vicenza, quindi è evidente che la mia candidatura è anche spinta molto a immaginare che l'anno prossimo a Vicenza, a partire da un grosso impegno adesso, ci possa essere una continuità con quello che ha fatto Tommasi a Verona e quello che ha fatto Giordani a Padova. Dopodiché di nomi parleremo dopo le elezioni politiche, ovviamente, perché mi sembra corretto che sia così. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale quello del caro bollette, in cui la ricetta del PD, spiegata dal segretario nazionale Dem, passa per 4 punti: un tetto delle bollette a livello nazionale, disaccoppiando l'elettricità prodotta con il fossile da quella con le rinnovabili. Il secondo è il raddoppio del credito d'imposta per le imprese. Il terzo capitolo per le famiglie più in difficoltà è l'introduzione di una bolletta luce sociale per dimezzare i costi. Infine la questione del risparmio energetico, il tutto nella cornice di un piano europeo. Altro tema affrontato, quello relativo all'autonomia. Credo al tema dell'autonomia quando il tema dell'autonomia viene declinato in modo molto concreto su questioni che hanno poi una probabilità e una capacità di ricaduta. Quindi noi sul tema dell'autonomia abbiamo sempre avuto un atteggiamento che è un atteggiamento di disponibilità a discuterne, purché non sia l'Italia che si divide o purché non sia una parte del territorio che si prende rivincite su un'altra parte del territorio.